Cari lettori, oggi vi voglio proporre un finale piuttosto strano e veramente incredibile. Ti chiedo di fare la massima attenzione perché questo finale ha dell'incredibile. Come pedoni siamo uguali, 4 per il bianco e 4 per il nero. I pezzi in gioco sono più o meno gli stessi, se non fosse che il bianco ha un cavallo e il nero ha un alfiere, e sembra che sia messo meglio leggermente il bianco poiché non ha non ha un'impedonatura come il nero. Tuttavia il nero trova una combinazione che ha veramente dell'incredibile e credo che nessuno di noi esseri umani sarebbe mai venuto in mente una cosa del genere. Torre per B2. Cerchiamo di capire quindi cosa c'è dietro a questa mossa. Sicuramente l'intento è quello di attrarre il cavallo a catturare la torre, che è una delle poche mosse disponibili del bianco, e infine spingere il pedone C3 per arrivare a promozione. Quindi l'intento del nero è quello di far spostare il cavallo, poi continuare a spingere e infine supportare questa casa per la promozione. La prossima mossa del nero non potrà essere questa, poiché il cavallo può prendere il pedone. Quindi la prossima mossa del nero sarà quella di spingere questo pedone dando scacco di scoperta con l'alfiere, in modo tale il cavallo si dovrà ritirare e infine promozione da parte del nero. Il piano ovviamente è molto chiaro e nitido, solo che quasi sempre avvengono delle complicazioni. Quindi il cavallo mangia la torre e C3. Ora il bianco giustamente gioca veramente molto bene. Torre per B6. Aveva già visto cosa sarebbe successo, perciò gioca torre per B6. Qui qualcuno avrebbe giocato A per B6, dopodiché il cavallo va in D3 e riesce comunque a tenere la posizione. Ma il nero era veramente un genio e giocò, pensate un po', C4. Una mossa veramente degna di un genio. Se il cavallo cattura C4, il pedone riesce ad andare a promozione. Rimettiamo i pezzi al loro posto e quindi il cavallo ora è costretto a spostarsi. Tuttavia, se si sposta, ancora una volta il nero va a promozione. Quindi ora il cavallo è perso. Il bianco non può spostare il cavallo. Torre B4, posizione incredibile. Questi due pedoni doppiati stanno dando fastidio ad una torre e ad un cavallo. A5. Il nero sfrutta con estrema audacia ed efficacia tutte le sue risorse. Sta usando queste due isole di pedoni e riesce a dar fastidio veramente ai pezzi del bianco. A5 minacciando la torre. E ovviamente la torre non ha case buone alla quale andare, poiché per esempio segue con promozione sempre da parte del nero. Il bianco cerca di salvare la posizione con cavallo A4 e dopodiché A per B4 i pedoni riescono ad arrivare sicuramente a promozione.